comincerò a parlare, perché se non lo faccio impazzirò. Sai cosa? Oggi il ragazzo mi ha lasciata. Sì, mi ha lasciata. E sai cosa ho fatto? L'ho solo guardato, gli ho detto ok, se questo che vuoi lo rispetto. Mi sono alzata e sono andata a comprare una valigia. Torno dopo un'ora e dopo fatto tutto. L'ho guardato in faccia e gli ho detto che vado a comprare un Alfa tesoro. E torno subito, si è scioccato, non se l'aspettava, sembrava incazzato. Ebbe gli ho detto che ho fatto le valigie, lui ha detto ok, e io gli ho detto ok, ciao, e me ne sono andata. L'ho guardato in faccia e gli ho detto che vado a comprare un Alfa tesoro. E torno subito, si è scioccato, non se l'aspettava, sembrava incazzato. Ebbe questa è la prima volta che non ho potuto dire l'ultima parola. Ho imparato di non fare mai che qualcuno ti dica due volte che non ti vuole. Davvero sei seduto lì, mi guardi negli occhi, nel posto dove vivevamo insieme, sul divano che abbiamo comprato, il colore dei muri che abbiamo scelto, e mi dici che dovremmo separarci. Oh, ok, non ho più niente da dire, tutto quello che posso dire, ok, e andarmene. L'ho guardato in faccia e gli ho detto che vado a comprare un Alfa tesoro. E torno subito, si è scioccato, non se l'aspettava, sembrava incazzato. E no, non sarò lì a supplicare per farmi scegliere, non mi va di lottare per qualcuno che non vuole stare più con me. Quindi non so cosa è successo, ma ho una nuova macchina. Ora